Allora, entriamo nel merito specifico. Abbiamo, accanto a lei ci sono delle bellissime bottiglie che incorporano dei prodotti di eccellenza della vostra azienda, peraltro Redoro, però diversi uno dall'altro, ed è qua l'importante. Quindi abbiamo veramente 7 tipologie diverse, ovvero? Sì, come in ogni produttore, cioè non è che un olio è sempre quello, magari abbiamo una sfaccettatura di caratteristiche, perché dipende dagli oliveti, dipende dai produttori, dipende dalla posizione che guarda il sole alla mattina o alla sera, si sentono le differenze, vero? Nei profumi, negli aromi. Noi teniamo presente che cerchiamo di dare queste caratteristiche al consumatore in modo da poter scegliere l'olio che più si addice al suo palato. Per esempio iniziamo con un olio di prime olive, che sarebbero i primi giorni di lavorazione dei frantoi. Teniamo a parte una produzione proprio perché l'olio, essendo leggermente più verde, più erbaceo, l'oliva stessa è anche più, direi, acerba, e quindi c'è chi predilige un olio che sia più fruttato intenso. Poi andiamo invece sul nostrano, che è leggermente più delicato, per poi arrivare, ecco, alla denominazione, che prima dicevamo della denominazione. Da dove si vede una denominazione d'origine? Si vede da questo bollino, che è il bollino del consorzio, nel quale identifica il numero del lotto e identifica il numero di bottiglia che è stata confezionata. Quindi attenzione, quando uno compra un olio DOP deve trovare questo benedetto bollino. E poi questo invece è il bollo della Comunità Europea, nella quale ogni denominazione riporta, per esempio questo è il Veneto Valpolicella DOP. Quindi ci dà questo riconoscimento fondamentale. Esatto. E questo per quanto riguarda la DOP, una caratteristica di essere un olio fruttato, intenso, elegante, profumato. Quando parlavamo delle miscelanze degli oli, non ci possono stare in oli dove vengono dichiarati 100% italiani, e lì basta che leggiamo l'etichetta. Noi per esempio lo facciamo di nostra prassi da sempre, è solo 100% italiano o a denominazione d'origine, però lo possiamo leggere sull'etichetta nel momento in cui c'è scritto 100% italiano. Ecco, di solito c'è anche un piccolo numerino, per esempio VR08, questo identifica il nostro codice alfanumerico aziendale. Per esempio potrebbe essere che il produttore di Vicenza abbia VI12. VR, ecco, Verona, esatto, Vicenza. Ecco, quindi ogni singolo produttore è attentamente controllato e tracciato, quindi direi che possiamo anche stare veramente tranquilli che quando scegliamo un 100% italiano, quello è. Poi abbiamo l'integrale sarebbe l'olio grezzo, l'olio non filtrato, quindi per i palati più esigenti, perché vogliono magari un olio che sia di più spessore, un olio da bruschetta, ecco, e quindi noi andiamo a proporlo così. E qua vicino abbiamo il biologico. Abbiamo una selezione che è un biologico, lo destiniamo molto spesso nel comparto dei negozi dedicati, perché sono molto attenti ad essere trattati per quello che chiedono nel loro genere alimentare, nel senso che sarebbe assurdo andare ad acquistare una pasta biologica, delle verdure biologiche e poi non condirle con un olio che non è biologico, sarebbe un controsenso. 100% italiano. Sempre 100% italiano. E queste aziende biologiche che cosa fanno rispetto alle aziende DOP? Ecco, hanno un disciplinare tutto a sé. Completamente diverso. Sì, noi abbiamo ICEA, che è il nostro organismo di controllo, a cui noi ci sottoponiamo, e tutte le aziende agricole si sottopongono, e loro verificano che non facciano concimazioni di tipo chimica e quindi solo organica, che facciano trattamenti che siano compatibili con quelli che sono i disciplinari, quindi si utilizza nell'olivo in specifico rame, si usa lo zolfo, si usa la calce, sono prodotti naturali
tradizionali che li usavano ancora i nostri nonni, e che abbiamo visto che sia nell'olio che nel vino si può ottenere un grande vino, un grande olio biologico senza dover fare grandi trattamenti sistemici che entrano all'interno della pianta per andare a creare la difesa. Invece i nostri sistemi sono sistemi biologici a copertura della pianta, quindi andiamo a creare la protezione prima ancora che la malattia si inneschi. È più difficile, più lungo? Sì, bisogna seguire un po' di più, bisogna essere bravi agricoltori per portare una produzione biologica, soprattutto negli anni in cui c'è maggiore piovosità o maggiore incertezza climatica. Direi che però per l'olivo veramente è una delle prassi che anche il non biologico usa, perché il letame costa poco, perché è un prodotto che si ha sulle nostre colline, perché il trattamento, visto che lo utilizziamo e poi ce lo mangiamo, ci fa male, quindi cerchiamo veramente di essere incontaminati. Quindi anche la tignola, che è quel piccolo parassita che va a intaccare l'oliva stessa, noi non andiamo a fare il trattamento per la tignola, ma andiamo a mettere delle esche naturali, che sono le vedete, ci sono delle trappole in giro gialle sugli olivi, e che con un ferormone vanno ad attrarre le femminucce all'interno di queste trappole, quindi non vanno a depositare sul frutto. Questi sono piccoli accorgimenti che riusciamo a creare una biologicità a costo quasi zero. La mosca, abbiamo avuto quella problematica di 2 anni fa, che c'è stata una piovosità di luglio-agosto, a settembre c'erano le condizioni climatiche perfette per l'attacco della mosca, nessuno voleva trattare perché hanno detto ma quest'anno non c'è, e invece anche gli osservatori delle malattie avevano detto a giugno, mi raccomando, trattate per la mosca. Noi nel mondo biologico trattiamo col Bacillus thuringiensis piuttosto che col piretro naturale, sono prodotti naturali che quindi possono essere consentiti tranquillamente in una biologicità del prodotto. La malattia che aveva colpito le olive nel sud Italia, in modo particolare in Puglia, le piante, la xylella fastidiosa è una malattia, sarebbe un batterio che entra nella pianta e fa essiccare la pianta stessa. Questa è una malattia che c'è da migliaia di anni, dicono che era la malattia dell'oleandro, ma dov'è che si propaga? Si propaga negli oliveti dove non c'è stata una buona e professionale coltivazione. L'erba è uno dei veicoli di diffusione, di trasmissione, quindi gli oliveti devono mica lasciati essere in abbandono, devono essere tagliati, lavorati, meglio se lavorati, quindi fresati, quindi che si veda la terra proprio. Lo stesso per la potatura, un oliveto in abbandono è un oliveto che attrae queste malattie, quindi io sono molto perplesso nel fatto che sia una malattia che non si può debellare con i sistemi tradizionali. Io sarei dell'idea invece di ognuno faccia il proprio lavoro, quindi l'oliveto va curato, lavorato bene, potato tutti gli anni, e perché no, disinfettato, un po' di verderame, un po' di calce, disinfetta le ferite dai tagli e quindi ci permette di avere un oliveto sano. Quando vediamo la calce sui tronchi, era un'attività che facevano i nostri vecchi, i nostri nonni, ma a me l'hanno insegnata da piccolo, perché eravamo piccoli, la facevamo col pennello, noi piccolini andavamo in giro col secchietto e il pennello, perché arrivavamo all'altezza del 1,5 metri, e questa era una pratica che è veramente una pratica tradizionale, che non costa niente e che non serve andare a tagliare piante che tra l'altro sono secolari, sono patrimonio dell'UNESCO, e che non è assolutamente concepibile dover andare ad abbattere una miriade di alberi così, che se ci fossero ancora i nostri nonni si girerebbero dalla tomba. Assolutamente. Un'ultima cosa, come criterio descrittivo, è vero quello del prezzo oppure no? Ovvero quanto è importante, che tipo di prezzo a questo punto? Direi che il prezzo legato ai nostri profumi, gli aromi, per non farci prendere in giro, penso che sia uno dei valori importanti, perché
Innanzitutto dobbiamo prendere il prodotto non tanto per il prezzo ma per quel profumo che vi dicevo prima. Noi dobbiamo prenderci una bottiglia, assaggiarla, se sa di profumo, di fresco, d'oliva, fragrante, allora direi che vuol dire che è un olio buono. Poi andiamo a valutare il prezzo. Il prezzo, certo che non possiamo comprare un olio extravergine 100% italiano a 2,99 €, a 3,99 €. Non riusciamo a produrlo, non riusciamo matematicamente. Quindi quell'olio lì che cosa ha dentro? E se noi andiamo a guardare nell'etichetta ci sarà scritto proveniente da miscele di oli comunitari e quindi saranno oli che non hanno niente a che vedere con un olio 100% italiano prodotto da produttori italiani. Questo penso che è un dato di fatto. Teniamo solo presente che un quintale di oliva dal nord al sud Italia non costa meno di 40-50 € il quintale, da noi anche 80. Abbiamo detto che ci vuole 7-8 kg di olive per fare un chilo di olio. Vogliamo dire che l'olio non può costare meno di 6-7 €, 8 €. È un indicatore, 7-8 €. Questo è il minimo per poter avere un olio extravergine. Tra l'altro teniamo presente che sono prezzi che troviamo sugli scaffali, poi abbiamo la grande distribuzione che tra l'altro sono bravi perché cercano di non ricaricare troppo il costo dell'olio perché è un bene primario e quindi a volte mettono il puro costo necessario per andare a coprire i loro costi di distribuzione, quindi non il 35, il 40% di margine, ma a volte il 10-12%. Questo penso che è un valore aggiunto che non si può negare che al consumatore, però sappiamo scegliere un olio di qualità. Perfetto, siamo arrivati al termine, il tempo vola. Grazie Presidente di essere stato qui con noi, buon lavoro, speriamo che sia una buona stagione questa qui, magari avremo ancora occasione di dare informazioni ai nostri cittadini, telespettatori che giustamente devono sapere le cose in modo da poter scegliere con consapevolezza. Grazie ancora, grazie a voi di averci seguito e noi come sempre ci vediamo domani. Grazie.